Ha sportato al cafoncello un liposarcoma che, nel caso del paziente, un 82enne, era arrivato ad occupare oltre metà della cavità addominale. L'estensione della malattia ha reso necessario un intervento radicale particolarmente delicato. Si tratta di una patologia piuttosto rara, circa 30-60 diagnosi annue sul territorio nazionale. In genere hanno una diagnosi spesso tardiva, quindi sono masse di voluminose dimensioni e questo è il caso del paziente che abbiamo operato. Quindi la complessità è legata alla necessità di asportare più organi senza toccare il tumore, quindi quella che tecnicamente si chiama chirurgia di comparto. E quindi la difficoltà è legata alle dimensioni, ai rapporti che queste masse hanno con i vasi e nel caso specifico era un tumore che invadeva anche la parte più bassa, quella che si chiama pelvi, e quindi ha avuto anche delle implicazioni maggiori rispetto al solito anche per l'aspetto della gestione urologica. In occasione dell'intervento uno degli elementi di difficoltà è stato proprio quello di garantire una preservazione di quello che è l'apparato genito-urinario, inteso nel risparmio di quello che era la vescica e quindi del distretto prostatico. L'isolamento è stato accurato e ha permesso appunto la salvaguardia dell'organo. Questo ha garantito al paziente una qualità di vita assolutamente migliore. Un intervento chirurgico complesso durato alcune ore che è stato possibile grazie a diverse equip specialistiche, la chirurgia generale 1, l'urologia e l'anestesia e rianimazione. Interventi di questo tipo rappresentano una delle massime espressioni della chirurgia oncologica complessa e possono essere affrontati con successo soltanto attraverso un autentico lavoro di squadra, sottolinea il dottor Massani. Il trattamento richiede competenze altamente specialistiche e un approccio multidisciplinare, caratteristiche che hanno reso negli anni il polo ospedaliero trevigiano un punto di riferimento per pazienti provenienti anche da fuori provincia e regione. Ad esprimere i propri complimenti per il risultato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.